Bortoin? Ma come sei conciato? Mi sono comprato una maglietta bianca per giocare a tennis. Faccio anch'io il tennista. Ma quella non è una maglietta vera da tennis. E poi mi scusi, ma da dov'è la racchetta, Allora, uso il forcon, patto su e baete, vedi tu. Qualche d'una a sbuso, però, vutumeta, non occorre che mi cuccio con questo, Vabbè, mi racconti qualcosa del torneo, dai. Cosa giusto che ti dica? I giudici non sa contare, per chi passa dal 30 al 40, che altri numeri i assa per strada. E dopo 2 minuti i gioca e dopo li fa fermare i 60. Ma mi moria, veda, se sti qua ivesse da semenare il formenton sul campo. Non te poi mia fermarti ogni 2 minuti, scusa, Ma che paragoni fa, scusi, Paragoni che dopo quando chi torna a giocare e ora piove e ora tutti fuori, arriva dentro 10 persone e tira un teo, ma il campo che ha bisogno dell'acqua, non stai querserlo. Lasci perdere, va. E dopo ti dico questa, l'arbitro sta sentando su un caregon, ma secondo me non li vede bene. E infatti il chiama il falco. E mi pensavo che arrivasse un oseo, e invece ti fa vedere a baita se sei dentro o fuori. Ma siccome che a baita si zaia, pensavo che fosse un canarin. Comunque è un sport dolorosissimo. E perché, scusi? Perché gli uomini fa e i donne, se non te vardi, par che se Dio fa un film porno e fa Beh, guardi, Bortoi, come al solito lei capisce ben poco di quello che vede. Invece si fa un gran parlare bene degli italiani. Ha visto che belle prestazioni che hanno fatto? Beh, insomma, Sinner che aveva mangiato massa carote che girava a testa. Dopo che c'era Cappellini, insomma. No, scusi, lei intenderà Berrettini, immagino. Sì, quello della zampa. Quale zampa? Vorrà dire era Satta. No, è caro, in dialetto veneto Satta se zampa. E dopo che ha perso con un tedesco, pensati. No, guardi che ha perso con Sinner. Vabbè, dopo che c'era Musetti, e ora ho detto, speriamo che quei Musetti arrivino come fare pointa, perché il musetto puro mi sta qua. Qui che mi è piaciuto più di tutti è la Paolina. Qui a core a sei bravissima a fare a maglia, sì. A maglia? Ma è sicuro? Sì, perché faceva dritto, rovescio. E dopo che ha detto, ha sbagliato la misura, provati a fare un maglione intanto che te giochi a tennis. Dai, vediamo. Senta, Bortoi, io non so più che dirle. Meglio. È meglio che lei torni al calcio, va? Sì, anche perché guarda, io i tennisti no, guadagnano un sacco di soldi, ma quando che l'Italia ha vinto la Coppa Davis, in era, pensa che peggiosi che i mi dica, ma lei gioca a tennis poi? Sì, con professore di diritto, ma mica metto tutte le baite sul rovescio e così in cui ogni volta. Guardi, Bortoi, lei è proprio senza speranza, va? Lascia perdere speranza, cosa c'entra l'ex ministro adesso, dai, lascia perdere, dai. Bortoi, non vada via! Si è dimenticato di dire chi ha vinto Wimbledon! E che ha vinto quella, Galeotto. Quale Galeotto? Scusi, Sì, quello che si è scampato dal carcere là da Alcatraz. Sì, Re Bibbia, ma dai. Vabbè, sempre quello, dai.